Uscito completamente di senno, minaccia gli impiegati e prende a calci le pareti dell'ufficio postale di Contrà Garibaldi. 41enne di origini nigeriane è stato denunciato dalla polizia locale per interruzione di pubblico servizio. Sono stati veri e propri momenti di terrore per gli impiegati del piccolo ufficio postale, quelli vissuti giovedì 29 luglio, giorno peraltro di mercato nella contrada. Ero un po' coperta perché le bancarelle mi coprono, però ho sentito urla, ho sentito c'era un po' di parapiglia e poi mi sono venuti a raccontare una signora, un impiegato delle poste il giorno dopo, che c'era un signore che sembrava dava di matto. Le sentivo fino a qui, le urla, quello sì. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia locale che lo hanno calmato per poi portarlo al comando in soccorso soccorsetto per il fotosegnalamento. Il 41enne però non è stato collaborativo, rifiutandosi di sottoporsi all'accertamento, ma addirittura si è denudato aggrappandosi alla porta della cella di sicurezza. Il 41enne purtroppo non è nuovo ad episodi simili. Qualche giorno prima, sempre in centro, aveva bloccato il personale all'interno di un negozio per una presunta inefficienza degli impiegati.